Rischio idrogeologico sopralluogo nei cantieri vicentini di Trissino e Caldogno per rilanciare la necessità di altri interventi. Le grandi opere ora decise dalla Regione per ridurre il rischio idrogeologico a Trissino e a Caldogno nel Vicentino, i cantieri più importanti. Ieri giornata di visita, occasione per fare il punto sì sull'andamento dei lavori, ma anche per rilanciare la necessità di altri interventi. Matteo Mokorovicic. Rifatto il letto del fiume Agno, hanno scavato la conca dove finirà l'acqua in eccesso. Le ruspe lavorano per arrivare a completare l'opera entro l'estate del 2018. È il bacino di Trissino uno degli invasi per mettere in sicurezza il Veneto dopo l'alluvione del 2010. Porte aperte e visita al cantiere nel Vicentino, iniziativa dei consorzi di bonifica. Quello dell'Alta Pianura Veneta gestisce i lavori e il finanziamento da 17 milioni di euro. L'Agno, raggiunti gli 800.000 metri cubi di acqua, si riverserà automaticamente nella conca da 80 ettari, che conterrà altri 2 milioni di metri cubi. È una cosa meccanica automatica, quindi non ci sarà necessità sicuramente di vigilare su tutto l'operato di quest'opera, ma non c'è nessuna necessità di avere delle persone che siano a fare delle manovre per portare l'acqua dentro il bacino. Quasi pronta invece l'altra grande opera, il bacino di Caldogno, quasi 4 milioni di metri cubi di acqua, la vasca a monte inaugurata a gennaio. Ora, ultimata quella a valle, si lavora per congiungerle. Tutto sarà pronto entro fine settembre, costo 40 milioni. I consorzi di bonifica però premono. Con la Regione hanno presentato a Roma 123 progetti contro il rischio idrogeologico, quasi 400 milioni di interventi da finanziare. Assieme alle grandi opere del Veneto ci vogliono anche le piccole opere, cioè i 123 progetti sono opere da 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di euro che hanno una funzione importantissima nel territorio, perché non bastano solo queste, ma ci vogliono anche altri bacini, altre sistemazioni che nel Veneto sono importantissime.